Tra un anno, esattamente nel gennaio del 2013, ad Agrigento si farà la raccolta differenziata porta a porta. Il progetto sarà esteso a tutti i comuni della provincia agrigentina. Saranno eliminati grandi cassonetti su strada e ne verranno posizionati di più piccoli all'interno dei cortili, dimensionati in base al numero dei cittadini serviti. Il progetto è stato presentato dal liquidatore del lato Gesa Agrigento 2, Teresa Restivo, nel corso dell'ultima assemblea dei sindaci. Con il porta a porta, afferma Teresa Restivo, si aumenta la quantità e la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. È inoltre un modo per responsabilizzare ogni cittadino sul corretto conferimento dei rifiuti e per migliorare l'aspetto dell'arredo urbano attraverso l'eliminazione dei cassonetti su strada. In ogni condominio saranno posizionati i contenitori per le frazioni, rifiuto indifferenziato, rifiuto organico, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e lattine. Gli operatori ecologici andranno a secondo del progetto nelle varie case a ritirare a secondo dei giorni un calendario che sarà fissato, l'umido, il monomateriale e l'indifferenziato. Questo porterà un beneficio perché attuando il porta a porta riusciremo ad avere anche delle forti economie che chiaramente andranno a beneficio dei cittadini. Il progetto sarà adesso formalmente presentato al Dipartimento dei Rifiuti e delle Acque di Palermo entro il 14 febbraio al fine delle opportune valutazioni tecniche. Nel frattempo Teresa Restivo ufficializza la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio presso l'area industriale di Casteltermini. Abbiamo avuto un finanziamento da parte del commissario per l'emergenza rifiuti, è un impianto con tecniche nuovissime, quindi non ci saranno cattivi odori, non si dovrà lavorare manualmente il compost, cioè diventerà compost ma l'umido non si dovrà lavorare, è un progetto veramente molto bello. Come procede la lotta all'evasione? La lotta all'evasione procede bene, non abbiamo avuto quell'afflusso di pubblico che abbiamo avuto lo scorso anno, vediamo che i contribuenti spontaneamente non solo pagano 2006 ma spesso si presentano qui negli uffici per avere anche bollettato gli altri anni e quindi questo sta dando un grande respiro a Gesa. Nel frattempo sono sul piede di guerra i netturbini del lato Gesa Agrigento 2 che, insieme ai loro sindacati di categoria, hanno proclamato una giornata di sciopero per il prossimo 13 febbraio. I lavoratori sono creditori dello stipendio di dicembre, mentre nel frattempo è maturato anche quello di gennaio, il cui pagamento tuttavia scadrà il 15 febbraio. Come, se è possibile evitare lo sciopero del 13 febbraio dei netturbini? Con un grosso aiuto da parte dei comuni che dovrebbero emettere dei mandati di pagamento a favore della Gesa in quanto chi più chi meno sono tutti debitori nei confronti del lato.